delle periferie è un finto problema, diciamo che ci sono due estremi, diciamo, da una parte i sindaci che protestano, dall'altra il governo. Ma guardi, io non voglio banalizzare la protesta, dico che ho accolto la protesta, cioè ho parlato con chi aveva dubbi e perplessità, sono andato a approfondire. La verità è che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che riguarda non solo il bando delle periferie ma un montepremi di quasi 50 miliardi di euro di finanziamenti, molti dei quali ovviamente hanno visto l'operatività ad aprile 2018, quindi scelte dell'aprile 2018, non serve che io aggiunga altro. La sentenza della Corte è chiara, dice che ci sono problemi di coperture, il governo ha fatto due cose, ha rimandato confermando il bando periferie, quindi i 96 progetti, ha rimandato l'esecutività al 2020 in maniera tale da mettere a posto le carte e dall'altro però ha fatto una cosa intelligente, ha liberato l'avanzo d'amministrazione per quasi 8.000 comuni italiani, quindi se 100 dovranno aspettare un anno, a me sono concesso che fossero pronti subito, gli altri 7.500, 8.000 quelli che sono pronti a utilizzare il loro avanzo d'amministrazione. Confindustria parla di scendere in piazza contro le politiche economiche di questo governo, in particolare il decreto dignità sarebbe la prima volta che gli industriali vanno in piazza. Ma guardi, ogni tanto capita che si va in piazza, io rispetto le idee di tutti, è pur vero che questo governo è in carica da qualche mese e il decreto dignità in particolar modo è stato modificato, dopodiché magari le modifiche non sono tutte state recepite, so che si è fatto un lavoro e in questo lavoro ovviamente c'è anche magari qualcuno che non resta contento, però vabbè, se questo è un motivo di andare in piazza, questo è un paese libero, democratico, ognuno fa quello che vuole.